Buongiorno, dobro jutro, guten Morgen, buondì. Allora, ho fatto l'esperienza del terremoto, là che avevo perduto la chiesa, le abitudini di ogni giorno, il lavoro, tutto. Bon. E avevo capito una roba, che per salvarsi, avevo in nome la pelle di salvare, bisognava stare insieme. E si ci arrivi, e all'ieri también che mai. Queste vite insieme, là che la roba non c'entrava più dai rapporti, tu capisci, perché non smanchiava appunto tutto. Due ci pensi di che i tempi passati dopo dal terremoto, ma plan plan che si è fatta la ricostruzione e si sono fatti gli schiasi, là che già in chiesa la famiglia veniva dividuta, perché era il puesto alla femmina, e la cugina che dal frutto, un scambrino in bande per custodire, che resti besol, l'uomo magari sotto a lavorare. Insomma, dopo si è arrivato all'individualismo, già in famiglia, e dopo dalla famiglia, dal borgo, l'individualismo, in tal senso che la famiglia aveva il muretto, aveva il portello sulla strada, aveva il campanello, il chianco al correveatore. Ecco. Comunque il coronavirus sa che viene consacrato proprio all'individualismo, perché non possiamo stare ogni fra di noi, quindi sta a distanza, tu capisci? Comunque è il momento di capire, o meglio di tornare a capire che la salvezza è ieta, sta insieme, come lo abbiamo capito in che volte. E comunque sta insieme, non è aiutata al di fuori di situazioni come che dal terremoto, non è aiutata, comunque di sé una scelta, scegli di stare insieme. Dopo poi che si può si mezzi di informazione anche lontani, dopo e scegli di stare insieme, non scerarsi perché di besoi si va frais. Buone giornate e buone vite.